il primo dipendente fino a Roma, perché spesso si confondono questi ruoli. Quando noi abbiamo aumentato gli orari delle biblioteche, per 2 anni di seguito abbiamo abbassato le rette dei nidi, abbiamo introdotto il wifi gratuito nelle biblioteche e anche fuori, tutta una serie di punti. Adesso negli scorsi giorni abbiamo avviato un sistema di bilancio partecipativo, guardate, dopo sudori e sofferenze che non vi sto a descrivere, per cui 50 giovani del nostro comune verranno a decidere di una piccola quota, quello che possiamo, quello che ci viene lasciato, di 50.000 euro. Loro progetteranno che cosa ci vogliono fare, presenteranno i progetti a tutta la cittadinanza e saranno i cittadini a votare, scegliere cosa combinare. Stiamo facendo le commissioni di modifica dello statuto comunale per introdurre per esempio quello che abbiamo sempre detto, i referendum, gli strumenti di controllo diretto da parte del cittadino, referendum consultivo, abrogativo, propositivo, già a livello comunale, e ci sarà da lavorare. Ma ci siamo mossi anche un po' al di là, diciamo, del nostro comune. Mira per esempio ha in comune con Venezia una cosa, che è parte della laguna. Il patrimonio di Venezia è del mondo, capite? Non è solo di Venezia, non è certo dei 4-5 comuni che hanno un pezzetto di laguna. Allora noi da umili, diciamo, sindachetti di campagna, cosa abbiamo fatto? Quando abbiamo visto che è avanzato un progetto, si chiama Contorta, il Contorta è il nome di un canale, no? E ha a che fare con tutto l'assetto della portualità veneziana. Questo progetto prevede di scavare centinaia di migliaia di tonnellate di fanghi dal fondo della laguna. Non sono esattamente fanghi Guam, ve lo anticipo, non è una cosina proprio da niente, c'è il petrolchimico davanti, insomma, la conosciamo la storia, e questo avrebbe oltretutto devastato quel poco che rimane di laguna. L'UNESCO si è scomodato a redarguire, diciamo, Venezia e avvertire che atti di questo genere avrebbero potuto far venir meno il patrocinio UNESCO a Venezia. Non so se mi spiego di cosa stiamo combinando come anche immagine internazionale, oltre che alla nostra terra. Beh, Mira è uno dei 5-6 comuni che fanno parte del cosiddetto Comitatone, è un ente istituito a legge speciale per Venezia. Che cosa fa? Riunisce sindaci di questi territori e rappresentanze di tutti i ministeri coinvolti, quindi parliamo di mezzo governo in un certo senso, attorno a un tavolo per affrontare questi temi. Il nostro comune, tra gli altri 5-6, incluso Venezia, è stato l'unico a votare contro questo progetto, ma non abbiamo solo votato contro, cioè, un assessore del nostro comune meritoriamente ci si è impegnato, ha sacrificato quel poco che gli restava di tempo, e abbiamo pure presentato un progetto alternativo che banalmente adempie alla legge, che dice, la legge speciale per Venezia, che gli interventi in laguna e quindi sul nostro territorio che dobbiamo tutelare e difendere devono essere reversibili, devono essere non impattanti, devono essere economici, ma soprattutto devono essere comparati. Come faccio a scegliere il progetto migliore se valuto un progetto? È una cosa demenziale. Questi concetti, vedete, sono quelli di buonsenso. In quelle stanze il buonsenso non è che manca, non ci può essere, perché chi sta amministrando in questa maniera non se lo può permettere il buonsenso. Noi lo dobbiamo imporre come condizione di base, diciamo, e quindi questa è un po' l'umiltà del nostro lavoro. Per finire io vorrei proporre un'altra immagine, perché spesso qua in Veneto ci appiccicano solo ed esclusivamente il glorioso, anzi, leone di San Marco, ma io ne vorrei proporre anche un altro, perché negli anni passati qualcuno ha sempre usato questo simbolo riducendolo a una specie di, non so, di gatto spelacchiato particolarmente affamato di rimborsi pubblici ai partiti, soprattutto. Secondo me è un'ispirazione per noi tutti, io spero anche per Jacopo se gli sarà utile, ma noi abbiamo anche delle altre figure. A me è stato suggerito Marco Polo, e quindi come è stato suggerito a me ve lo ripropongo. Qualcuno che avesse la passione e la curiosità semplice dell'intelligenza di studiare il proprio territorio e le rotte che lo portano ad essere il centro di una rete enorme, il nostro commercio, quello che ha fatto Marco Polo è quello che dobbiamo fare noi oggi. Noi dobbiamo capire qual è il valore delle cose che possiamo esportare e far sì che rimanga nostro. Nella riviera del Brenta, scusate, che è a ridosso del mio comune, noi facciamo le scarpe di Michelle Obama, vengono da lì,
E noi quel territorio e quella produzione la stiamo completamente perdendo, perché i nostri imprenditori, molti, non tutti grazie a Dio, ma molti, hanno dato in mano tutta la produzione a dei laboratori cinesi. Noi abbiamo pubblicato delle foto che fanno i brividi. Una volta che abbiamo perso quello, cioè il know-how, la capacità di produrre il made in Italy, su cosa competiamo? Sulla quantità? Crediamo di competere con i cinesi sulla quantità. Ecco, io spero che quel pensiero sia una guida per tutti noi. Noi ci siamo già attivati anche grazie, devo dire, a Luigi Di Maio che ci ha supportati molto in questo lavoro, anche con la prefettura. Abbiamo cercato di integrare i protocolli anticontraffazione e ora continueremo, c'è molto che possiamo fare e lo faremo anche con Jacopo e con tutti quelli che lo circonderanno del Consiglio regionale. Io vi ringrazio. Alla mia sinistra ho le donne di Forza Italia che sono tutte mezze di plastica, tutte molto eccetera eccetera, non parlano quasi mai. Dall'altra parte c'ho il PD dove c'è Lady Like che dice che si vanta e io almeno ogni 4-5 giorni sono dall'estetista. Noi abbiamo Paola Taverna. Che non è perché uno vuole emulare quelle del PD o quelle di Forza Italia, ma semplicemente perché non riesco a fare la lavatrice da 14 giorni. Non avevo più non posso fare diversamente. Ne ha molte di donne che combattono e donne che si mettono in gioco nonostante sia difficilissimo essere donna in un paese come l'Italia che continua a dire tante belle cose, ma sono quelle che dice Renzi, quindi signori miei purtroppo la condizione di donna è sempre quella lì. Ma io mi permetto di cominciare da romana e credetemi, per me è una bella sensazione venire in Veneto senza pensare che c'è qualcuno che mi dice Roma ladrona, voi romani, perché questo è un pochino quello che stavano cominciando a fare, no? Era quello che hanno tentato di fare, dividere l'Italia, una e indivisibile, non ce lo dimentichiamo. Io l'altro giorno, articolo 5 della Costituzione, lo spiegavo a mio figlio, ed è difficile spiegare a un bambino come mai sul libro di scuola c'è scritto che ci sono le regioni, che ci sono le province, che ci sono le città metropolitane, le regioni sono elette a suffragio universale e tu gli dici no, guarda bello di mamma, fino a un anno fa le cose sono un po' cambiate e quello ti guarda e ti dice ma poi la maestra mi prende il libro e tu dici che c'era madre che fa la senatrice, mamma, perché un anno fa ci stanno a piantare per il culo, scusate il termine, è così, è così. Mi fa più male, questa è la cosa che mi fa più male, perché io l'altro giorno stavo davanti alla televisione e da romana guardavo Piazza di Spagna e guardavo un branco di bestie, perché quando tu poi superi quello che è il concetto di essere umano, dite bestia e fa uno sfregio alle bestie, perché le bestie sono da proteggere, perché ce l'hai l'intelletto. E allora quando lanci una conta carta dentro la barcaccia, io sto lì davanti alla televisione e penso ma perché non li ferma nessuno? Ma perché? Perché non c'è nessuno che gli dice cazzo se passi con rosso a Roma ti corrono dietro, ti corrono appresso in 40 per farti la multa, se non paghi la bolletta dopo un mese ti abbassano la corrente che non puoi fare la lavatrice, ma perché a questi non li sta fermando nessuno? Eppure le ho viste le manifestazioni degli studenti, dei lavoratori, ammazza se ti hanno preso di manganellate. Si chiamano forze dell'ordine e fanno il loro lavoro. Io ho imparato in questi anni ad apprezzarle tanto, perché lo fanno adesso in condizioni veramente difficili, disumane. E allora mi domando, ma chi è che doveva dare un ordine? Chi è che non si è reso conto che c'erano
Roma, penso che la conoscete, se tu fai camminare 500 persone in fila, qualcuno le vede. Hanno fatto mezza Roma, si sono attraversate fino ad arrivare a Piazza de Spagna, a tirare le bottiglie, a pisciare sui muri, a far chiudere le... Perché non l'ha fermati nessuno? E allora cominciamo anche in questo paese a trovare chi sono i responsabili e cominciamo in questo paese che i responsabili paghino per le loro incompetenze. Perché dovrebbe provvedere all'ordine pubblico e che noi in 2 anni, altro che Repubblica, carta igienica, le mozioni di sfiducia che abbiamo fatto a Angelina Alfano non si contano più. Perché sta ancora lì? Allora, se quello sta lì perché Renzi deve continuare a tenere in piedi un governo che fa acqua da tutte le parti e c'ha bisogno di quei 16-20 voti per smontarci il paese, tu permetti che io forse avrei voglia di avere un altro ministro dell'interno, che questo paese forse si meriterebbe una persona che dice arrivano 500 animali, gli famo una gabbietta finché stanno tranquilli e poi quando stanno tranquilli se ne vanno dopo aver pagato i danni, non smettete di arrabbiarvi, non vi dovete smettere di arrabbiare, perché questo paese fa pena, questo paese ci tratta da celebrolesi, questo paese pensa che il popolo italiano è deficiente e come tale va trattato. Allora voi sì, è arrivato il momento di scegliere se uno accetta di essere un cretino e allora te meriti quello che c'ha. Io dicevo qualcuno che il popolo si merita il governo che si ritrova in finale, oppure dici no, io deficiente non ci sono. E allora vorrei mettere qualche puntino sulle i. Chi è di voi che si ricorda il caso Stamina? Si è sentito, no? Allora noi 2 anni fa, come siamo entrati di corsa, ci hanno fatto approvare un provvedimento dove si davano dei soldi per poter portare avanti le cure con la metodica Stamina. Abbiamo fatto 2 anni di indagine conoscitiva. Guarda, lo dico con dolore perché io quando sono entrata pensavo, questa è la fiducia che abbiamo nelle nostre istituzioni, no? Pensavo che fosse una metodica valida, che fosse una metodica che poteva risolvere i problemi e che si stava boicottando perché non tornava comoda alle case farmaceutiche. Abbiamo fatto 2 anni di indagine conoscitiva, si sono espressi molti professori, molti biologi e purtroppo sembra che questa metodica non sia valida. Allora tu puoi pure accettare con dolore che la scienza non abbia prodotto quello che poteva risolvere dei problemi, però poi ti domandi, ma queste persone, le cure, dove l'hanno fatte? Queste persone l'hanno fatte dentro un ospedale pubblico, gli ospedali civili di Brescia. E allora, chi ha permesso una cura che oggi, dopo 2 anni, il mondo scientifico taccia come la più grande fregatura? Chi l'ha permesso che quella cura venisse somministrata a dei bambini? Che le famiglie venissero illuse che esisteva una cura che poteva aiutarle? Che un ospedale pubblico, quando tu vai e chiedi di essere aiutato, di essere curato, te lo puoi immaginare che ti stanno facendo una cura che non esiste? Allora, io posso accettare che la cura non esiste, ma voglio i responsabili. Non si può chiudere così. E che famo mo? Abbiamo scoperto che non esiste. E quindi torniamo un attimo in piedi, ditemi chi l'ha permessa allora. Come mai dentro quell'ospedale facevano queste iniezioni? Come mai nessuno, quando hanno cominciato, gli ha detto che stai a fa'? Come mai sono dovuti passare 2 anni, 3, prima che qualcuno dicesse che non esiste? E così funziona tutto. E così funziona tutto, funziona questo governo, tenuto in piedi da 4 buffoni che ci stanno a cambiare la Costituzione, stanno a mettere mano a una carta che sono dal 48, ci hanno fatto le lottati per capire come governare il paese. E molto arriva sto buffoncello, 40 anni, io vi giuro ce l'ho proprio a livello personale, non lo vedo, così come si fanno gli italiani, poi vieni e ne paghi. Brava! E ti dice il Senato l'abolimo, sono 2000 anni, che vuoi abolire? Perché ne fai? Ci metti
illuminati. Ma portati che a casa illuminati. C'è una bella casa, immagino, no? La paghiamo noi. Allora, voi che dovete fermare, veramente, e quando andate in giro alla gente che ancora li odi, gli dovete dire quando vi dicono che il Movimento 5 Stelle non ha fatto niente, a parte che gli avevamo smontato la vita e il PD c'è sta più, cioè la Ricchiuri che salta e dice il mio partito è arrivata la frutta, cioè se parlano da sole. Forza Italia non esiste, non è mai esistita, e a 2000 euro ci pagava le oggettine, io non so a quanto gli dà a questi che stanno là dentro che continua a fare quello che devono fare. NCD se lo sono inventato perché doveva continuare a tenere in piedi sto governo. Scelta Civica si è vaporizzata, Monti che ci ha smontato il paese, non ci sta più. Allora, a parte che il 5 Stelle è entrato là dentro e gli ha detto mo parliamo, perché fino adesso avete raccontato una manica di stupidaggini, ci teniamo un pochino, facciamo le signore. Veramente arrivo a casa ogni tanto e mi guardo e mi dico non sei degna, ma ve lo giuro, io non ho la laurea, mi sono rimessa a studiare, ho fatto adesso un esame, torno a casa e vedo il video di Razzi che canta perché lei non frega e quello sta secondo me a 10, ma come? Ma io mi rimetto in gioco, mi vado a studiare dottrine politiche perché devo essere degna di rappresentanti, io devo essere degna. Non so, io lo posso imparare, quello che sono voi non lo diventerete mai, perché sono dei ladri, signore, sono degli indecenti, sono persone che non si meritano questo paese, ci hanno provato in tutte le mode a distruggerci, ci hanno levato tutto, io vi prego di guardarvi dietro, indietro dei 20 anni. Guardate quelli che erano i sogni dei vostri genitori, quelli che veramente hanno fatto la terra, si sono fatti un mazzo così perché dovevano lasciare casa al figlio. Adesso se tuo padre ti dice che lascio casa, gli dici ma non ti azzardare, non ti azzardare, perché la casa è diventata un problema, perché ti corrono appresso, perché è l'ultima cosa che c'avevo, c'è rimasta la casa e dopo quella c'è rimasta la libertà e stanno cercando di fregarci di quello. Conosco Alvisio, Raniero, li conosco e li vedo e penso mamma mia, dove è stata infilata, eppure signori se ci infiliamo tutti quanti da qualche parte arriveremo, no? E se veramente, prima sentivo un ragazzo che mi diceva perché non vi incatenate, cateniamoci tutti quanti. Avete una grande occasione, se io dovessi anche solo un giorno smettere di credere che questo sogno si possa avverare, non verrei più qui sopra, non vi verrei più a raccontare niente, farei, no, come hanno fatto quei 30 che se ne sono nati, no, t'aiuto, non si può vedere, ma lo fai? Sei entrato qua dentro che manco tu madre ti avrebbe votato. Fanno schifo, ma quelli che sono entrati là dentro col 5 Stelle e adesso stanno a scaldare la poltrona fanno ancora più ne fanno un po' più schifo. Di Renzi l'inglese, capogruppo della Commissione Esteri, Mario Di Stefano.
tutti per essere qui, grazie a Mattia e a tutti quelli che hanno organizzato questo evento che ormai è ogni anno sempre più bello. E mi dispiace per chi è fuori che è un po' in situazioni complicate, ma spero che si senta la voce quantomeno. Io dopo l'intervento di cuore e di passione di Paola farò un po' la parte del pesantone, ma è un momento particolare in politica estera e credo che sia importante chiarire un po' qualcosa, anche perché queste sono zone in cui c'è una forte influenza di quei ciarlatani della Lega e di argomenti stucchevoli che sentono in continuazione, e io vedo che anche tra i nostri attivisti o simpatizzanti o semplicemente elettori c'è tanta paura, e mi rendo conto che come ha scritto l'altro giorno il mio collega Sibilia, se dobbiamo combattere l'ISIS e non sappiamo combattere gli hooligans c'è da avere paura. E allora chiariamo un attimo alcuni concetti. Cosa sta succedendo in Libia? Perché è un argomento spinoso in questo momento. Ci hanno detto che abbiamo l'ISIS alle porte. Allora l'ISIS oggi è un franchising. Un franchising significa che qualunque prova a semplificare tutto, che sono concetti che hanno 2000 anni di storia, legati alle divisioni poi tra sunniti e sciiti, è un casino. Chiunque oggi nel mondo arabo voglia prendere potere anche soltanto dal punto di vista del mostrarsi come più forte, sventola la bandiera dell'ISIS, decapita qualcuno ed è un affiliato dell'ISIS. Questo non significa che la Libia sia in mano all'ISIS. La Libia oggi è divisa in 1700 milizie armate e ogni milizia armata ha il suo riferimento politico, un po' come il Parlamento italiano. E allora, che succede? Succede che in questo casino c'è qualcuno che, come sempre, ha fatto i suoi interessi. Io vi dico una cosa che è fondamentale, voglio partire da questo. Oggi le notizie che arrivano nel mondo occidentale su tutto ciò che riguarda il mondo arabo e che purtroppo vengono prese non soltanto dalla stampa, che poi ci mette addosso quella paura lì, a volte strumentalmente, ma purtroppo anche utilizzate dall'intelligence, vengono dal SITE. Cos'è il SITE? Il SITE è un organismo che nasceva come un organismo di stampa, che si occupa appunto di informazioni sul terrorismo, che è di proprietà di Rita Katz, scritto K-A-T-Z, irachena, ebrea, sionista di ferro, che ha lavorato già in passato con CIA ed FBI. Questa è l'unica fonte che abbiamo delle informazioni in questo momento. Capite che può essere molto facile che un ente privato che gestisce l'informazione di tutto il globo, in sostanza relativamente ai terroristi, possa influenzare a suo piacimento le informazioni che ci arrivano. Perché è importante questa guerra che oggi purtroppo, e dico purtroppo per quello che riferiva ai leghisti prima, proprio in queste terre? Perché è importante fare questa guerra? Perché spesso è funzionale fare una guerra all'Islam in generale. Io ho visto una vignetta importantissima ultimamente, ho visto una vignetta in cui c'era la classica scena purtroppo delle decapitazioni dell'ISIS, con il boia che aveva sulla maglietta scritto ISIS, che tagliava la testa a una persona che aveva sulla maglietta scritto Islam, perché in questo momento quello che si sta creando è islamofobia. E io vedo gente che purtroppo, e mi rendo conto che è facile essere condizionati così, se vede soltanto una donna col velo in testa, in metropolitana ha paura. E questa è una follia della quale non dobbiamo farci contagiare, perché allo stesso modo esatto, ovvero deumanizzando le persone, si è arrivate alle tragedie che hanno causate dal nazismo, da Hitler, tutto quello che si è visto dopo. E allora, che succede in Libia? Succede che ci sono questi meccanismi di sovvenzionamento di gruppi armati, di milizie, che però hanno sempre come riferimento di due paesi in cui l'ISIS è davvero stabile, Iraq e Siria. Allora ci chiediamo, e la cosa bella è quella che ce lo saremmo dovuti chiedere anche prima, ma perché in Iraq e in Siria è potuto accadere quello che è successo? Perché in Iraq abbiamo deciso di fare 1 milione di vittime, 1 milione, uccidendo un dittatore, ma che comunque teneva una stabilità in dei paesi in cui il concetto di democrazia non è, non sarà e non potrà mai essere come ce l'abbiamo noi, perché è un altro tipo di mondo. E poi la Siria, dove abbiamo fatto quello che volevamo e dove da anni armiamo le milizie anti-Assad per destabilizzare il paese. E dico armiamo perché ci siamo anche noi dentro. Per
Per la prima volta, nel caso della Libia, Renzi ha fatto la figura del genio, lo statista, perché è stato l'unico nel governo italiano, non so se vi ricordate, scoppia lo scandalo quantomeno mediatico, l'ISIS alle porte, siamo a sud di Roma, forse erano sulla Salerno-Reggio Calabria, non arriverebbero mai in tal caso, ma erano in realtà, questa è accusata, l'ho buttata così, è bella però. Anche per corda neurale. Arriva la notizia che l'ISIS è alle porte, il ministro della difesa Pinotti, senza convocare nessuno, senza parlare con nessuno, senza neanche ricordarsi l'articolo 11 della Costituzione, dice: siamo pronti con 5.000 uomini. Neanche Obama aveva usato tanto. 5.000 uomini che voleva mandare in una situazione come quella che dicevo prima, dove ci sono 1.700 milizie armate pronte a farne carne da macello, perché quello succede. Non esiste lì quel concetto di guerra con delle logiche come siamo purtroppo abituati a vedere, sono delle milizie. Il ministro Gentiloni, il nuovo ministro degli esteri, qualcuno si è accorto che non c'è più la Mogherini per caso? No, perché l'abbiamo cambiato nel frattempo. E intanto la Mogherini, infatti lo guardavo qua il collega del Parlamento Europeo Marco Zullo, anzi facciamo un applauso ai ragazzi del Parlamento Europeo. Ma se non abbiamo risalto mediatico noi, figuriamoci loro, poverini, in Italia, è un dramma davvero. La Mogherini nel frattempo è stata commissariata praticamente da Juncker, che gli ha tolto dei ruoli e li ha dati a un suo amico, quindi pensate quanto siamo importanti in Europa. Comunque dicevo, in Libia se arriva, Gentiloni dice siamo pronti, partiamo, l'indomani Renzi miracolosamente no, aspettiamo l'ONU. Figura da statista, perché non è possibile. Io infatti mi sono subito rimessato tutto, io sono d'accordo con Renzi, c'è un problema. Poi ho capito perché. Perché è successo questo? Perché quando nel 2011 abbiamo scelto di seguire la Francia andando a bombardare la Libia di Gheddafi, abbiamo pestato i piedi a qualcuno, perché noi, la nostra politica estera, questo non lo dico soltanto io ma lo dice proprio la storia, e l'ha detto anche Renzi tradendosi durante un'intervista che ha parlato di intelligence italiana e di Eni, come la stessa cosa. La politica estera italiana la fa la multinazionale del petrolio, la più grande che abbiamo, che è l'Eni, e l'Eni in Libia ha degli affari incredibili. Quindi perché Renzi dice non andiamo? Perché dopo che già abbiamo pestato i piedi a qualcuno nel 2011, non potevamo ora permetterci di andare noi in prima linea a bombardare di nuovo in Libia. E allora che si fa? Soluzione politica, dice sia l'ONU che Renzi. Ma cos'è la soluzione politica? Pensate che sia quella diplomatica? Altrimenti avrebbero detto diplomatica, no? Significa che noi non sganciamo le nostre bombe direttamente, ma le facciamo sganciare all'Egitto. È così. Al-Sisi, l'attuale militare che gestisce l'Egitto, sta prendendo le nostre armi e sta prendendo aiuti che neanche il Parlamento conosce per andare a bombardare la Libia. In questo momento lo sta facendo soltanto lui. Nel frattempo che succede? Succede che ci sono organi legati al Mossad, quindi a Israele, che hanno convenienza in tal senso. Perché? Perché quello che in questo momento si cerca di combattere, e in Egitto è già successo, è la fratellanza musulmana. La fratellanza musulmana era quella che era al governo nell'Egitto con Morsi, prima di Al-Sisi, che è stata sterminata in Egitto senza che nessuno se ne accorgesse, senza che nessuno urlasse esportiamo la democrazia. Sono state uccise migliaia di persone che erano semplicemente attivisti politici di un gruppo politico che era la fratellanza musulmana. Qualcuno si è scandalizzato, qualcuno ha buttato bombe in Egitto per questo motivo, nessuno. Perché? Perché erano scomodi quelli della fratellanza musulmana. La fratellanza musulmana è quella da cui nasce anche come affiliato Hamas, che è quel gruppo che viene definito terroristico e che invece dai palestinesi viene vista come forza di resistenza, che opera nella striscia di Gaza in Palestina. Capite il legame tra Mossad, Israele e fratellanza musulmana? È tutto lì. Allora c'è tanta puzza di CIA e Mossad dietro quello che sta succedendo in Libia. Per la prima volta, dicevo, Renzi fa la figura dello statista. Perché? Perché deve fare interessi economici dell'Eni, che probabilmente il giorno dopo le uscite della Pinotti gli ha tirato la giacchetta e dice: senti, tu in Libia non vai a fare proprio nulla in questo momento, ma il lavoro lo faremo fare a qualcun altro. Ed è qui che mi piglio una piccola soddisfazione, perché quando quest'estate ad agosto ci hanno convocato d'urgenza in Parlamento perché dovevamo discutere se fornire armi ai curdi, perché era già scoppiato il casino in Iraq,
e noi proponemmo una risoluzione, ovvero un'alternativa alla proposta del governo, che diceva tutto tranne che le armi, tutto tranne che le armi, avevamo ragione, perché le armi che abbiamo dato ai curdi quest'estate sono oggi utilizzate per destabilizzare ancora di più quei territori. E dico un'altra cosa, le nostre armi, perché poi la politica estera oltre all'ENI in Italia la fanno Finmeccanica e Beretta, che sono i due maggiori produttori di armi, sono quelle che stanno destabilizzando quei territori senza che il Parlamento abbia mai messo bocca, perché nella Commissione Affari Esteri del Parlamento italiano non si decide nulla di quello che davvero succede, perché poi il ministro l'indomani dice no tranquilli, facciamo quello che avete detto voi, ma non si sa perché le armi arrivano lo stesso, gli elicotteri, la commessa per i Marò con l'India ha dettato le regole di quell'accordo con l'India e i Marò sono ancora lì, tutto quello che si muove a livello economico è sempre al di fuori del Parlamento italiano. Questo è il quadro, quindi non lasciamoci ingannare, io capisco la paura, ma già la logica stessa, il califfato nasce per creare uno Stato che è quello che risale all'impero ottomano. Loro vogliono ricreare uno Stato, che ovviamente non è questo il modo legittimo di farlo, ci mancherebbe altro, ma attenzione alle parole, quando si deve dire siamo alle porte di Roma non è quello che sembra. Aggiungo una cosa, c'è tanta mediaticità dietro questa cosa. Voi avete visto i video, purtroppo non sono facili da digerire, ma i video delle uccisioni io li vedo perché purtroppo fa parte del mio lavoro e sono video hollywoodiani. La guerra è andata su Twitter oggi, come un po' la guerra è andata sulle videocamere dei reporter che ci mandano le immagini da quei territori. Attenzione quindi, perché se dovessimo andare veramente a fare una battaglia, a fare una guerra derogando l'articolo 11 della Costituzione, lo ricordo sempre perché poi gli italiani stessi se lo dimenticano, abbiamo questo articolo, con gente al governo come quella che abbiamo, al di fuori che non ce ne manderà a prescindere, ma questa è gente che non sa davvero come si affronta un hooligan a Roma. Pensate un po' quello che potrebbe succedere. E allora, attenzione a questo, voglio cambiare un attimo argomento, in questi giorni perché chiaramente ci stanno mangiando sopra tantissimi, in questi giorni hanno fatto uscire questa notizia per la quale il nostro ostruzionismo come sempre fa casini anziché risolvere problemi. L'ostruzionismo sul milleproroghe avrebbe bloccato la mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo Stato di Palestina la questione israelo-palestinese esiste ormai da 60 anni. E l'unico motivo per cui vengono rinviati i provvedimenti in aula è perché il governo ha messo la 33esima fiducia. Ogni fiducia sono 24 ore di aula interrotte, tutto quello che c'è programmato salta. Quindi piuttosto chi è attento a questa cosa se la prenda con Renzi, che per la 33esima volta ha ignorato di avere 1000 deputati e senatori che dovrebbero rappresentare. Allora, non vi tedio più, vi dico soltanto che la politica estera oggi in Italia non esiste, è in mano a gente incompetente, è in mano a gente che ha dietro le proprie spalle le lobby del petrolio e delle armi, vi ho detto prima, Eni, Finmeccanica e chi più è Beretta. E allora ancora una volta vi dico che è importante avere gente come quella che avete qui presente, che domani sarete voi e che domani sarà Jacopo e che abbiamo già sindaci in tutta Italia ormai. Perché? Perché questa gente una cosa ve la può garantire, che non ha nessuno dietro le spalle che lo tira per la giacchetta e che quindi può fare le scelte che voi gli dite di fare senza nessuno che li comandi. Questa è la grande differenza, perché quando Renzi arriva a governare e già ha alle spalle foto con De Mita, ma che libertà può avere mai uno che ha fatto politica con De Mita? Oggi è una cosa fondamentale perché, e poi magari noi faremo tra l'altro a breve un evento su TTIP sia a Milano e ne parleremo anche a Pordenone. La politica estera oggi comanda tutto, il problema è che la politica estera italiana non esiste e quindi subiamo quella dei paesi esteri. Il TTIP, questo accordo internazionale tra Europa e Stati Uniti d'America, che ucciderà i nostri commercianti, agricoltori e tutto ciò che riguarda il Made in Italy di cui si parlava prima in modo fiero, che ci parlava Mattia Fantinati, questo accordo qui oggi può avere un problema, può essere leso. Perché? Perché ci sono dei gruppi che stanno nascendo, che sono già affermati, come Tsipras, come Podemos e come il Movimento 5 Stelle in Italia, che sono quei gruppi contro queste logiche, contro l'austerity e contro lo schiacciamento
dei cittadini a favore delle lobby che stanno emergendo sempre di più. Allora proprio oggi è importante, nel motivo per il quale noi stiamo cercando in tutti i modi di fare rete con questi gruppi, è importante schierarsi in modo convinto e forte contro il sistema. Oggi più che mai essere antisistema è un valore, contro il sistema è cacciarli tutti, perché se non li cacciamo loro ci schiacciano sempre di più. E qui dove siamo arrivati, ragazzi, seriamente, come diceva Paolo Taverna, c'è la fine della libertà e noi non ci vogliamo arrivare a questo. Io ve lo voglio spiegare ancora una volta. Lui è uno dei politici più in vista d'Italia e tantissimi attivisti mi dicono: sai che ho scritto un messaggio su Facebook a Dibba e lui mi ha risposto. Certo, perché questi sono i politici del 5 Stelle, sono qui tra voi, potete parlargli, potete criticarvi, ma saremo sempre con voi. Alessandro Di Battista. Ah, ma non te n'eri andato? Perché è venuto dietro e mi ha detto devo scappare, salutiamoci, però te sei rimasto. Sono molto contento, tra l'altro volevo parlare di te. Sì, però dopo. Quando vai via? Io è passato un anno è stato un anno molto impegnativo, sì, qualcuno di noi è diventato anche una figura conosciuta, una cosa strana che ti capita di essere riconosciuto, non so perché, provi a fare il tuo dovere. E lo scorso anno, quando sono stato qua, Galan era ancora il presidente della Commissione Cultura, poi oggi grazie al Movimento 5 Stelle, anche grazie a noi che abbiamo fatto opposizione, è stato arrestato e quindi è ancora il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. È difficile proprio scardinare questo sistema. Io questi giorni sto ricevendo un po' di attacchi di nuovo, ogni tanto periodicamente arrivano. E ho capito una cosa, perché la scorsa settimana, dopo aver ricevuto un po' di attacchi, no? Perché sbagliamo un congiuntivo noi e andiamo su Al Jazeera, questi rubano mafiosi, però è il sistema, sai, il compromesso si fa con la mafia, veramente no. E mi sono alzato la mattina presto e una mattina sono rimasto a letto, stavo un po' giù, un po' demoralizzato e per la prima volta mi sono detto questa frase, non mi era mai capitato di dirmi questa frase: ma chi te lo fa fare? Mi sono fatto questa domanda. Ma sei tu, sempre tu? Si nasconde dietro una macchina fotografica? E chi ce lo fa fare a tagliarci lo stipendio, a anche sacrificare molto le relazioni? Comunque è del Movimento 5 Stelle, sa che a un certo punto si perdono pure degli amici, persone non lo so, non ti salutano più perché combatti in Parlamento, che poi magari sono delle persone che vorrebbero fare quello che fai te, però hanno un po' di paura di, come dire, di buttare giù delle sovrastrutture mentali, cioè hanno un po' paura di ammettere a loro stessi che magari per 30 anni hanno votato il partito sbagliato o hanno fatto delle battaglie sbagliate. Io noto che proprio a livello un po' psicologico succede questo, ti criticano in ogni modo e quando tu gli dici ma mi spieghi perché non ti piace questa proposta, perché non lo sanno dire, no? Spesso capita così, penso che capiti a tutti quanti noi. Ecco, chi ce lo fa fare a ricevere pure delle brutte minacce alle volte in Parlamento? Non è che ogni volta che fai certe denunce così forti sia rose e fiori, vengono delle persone degli altri schieramenti e ti dicono pure delle cose brutte. E chi te lo fa fare il sabato e la domenica a girare così tanto l'Italia? Uno dice ma ormai ci invitano in effetti spessissimo in televisione, uno va in televisione e parla a più persone che stasera, anche se stasera il teatro è assolutamente pieno. Però è pur vero che nel momento in cui ci distacchiamo totalmente dalla realtà, quindi stai solamente nella scatola televisiva, ti muovi in un modo differente, frequenti altri posti, alla fine è così che tu diventi come loro. Non è che sono tutti delinquenti in quel palazzo, però sono tutti staccati dalle realtà. Io dico sempre questo, cioè è proprio un mondo parallelo. La Camera dei Deputati oltretutto ha l'illuminazione artificiale e tu quando stai tante ore lì dentro, capita a tutti, non ti rendi neanche conto se sia giorno o notte fuori, cioè davvero un mondo parallelo dove i commessi ti trattano
come se tu fossi uno della corte di Versailles, ti chiamano onorevole, ti aprono le porte, ti raccolgono qualsiasi cosa ti cade per terra. È tutto costruito ad arte per farti dimenticare che tu sei un cittadino nelle istituzioni e il mondo reale è un altro. Ecco, chi te lo fa fare? Poi il signore viene, se n'è andato via quel signore, ora posso parlare, è venuto dietro e mi ha detto che lui ha votato a sinistra Tsipras e poi ha sempre votato il Partito Comunista e ancora non ce la faccio, lo diceva quasi con sofferenza, ma ancora non ce la faccio, voglio votarvi ancora, come dire, stava buttando giù delle sovrastrutture mentali. Mi capitò una volta che ci venne a trovare la Fiorella Mannoia alla Camera dei Deputati alla Commissione Affari Esteri, lei una vita che ha votato a sinistra, ma altre persone che magari hanno votato a destra, un partito liberale, che hanno difficoltà ad ammettere, quindi a buttare giù certe sovrastrutture che il PD non c'entra più nulla con il sogno della sinistra, o neanche il sogno liberale o il progetto liberale di Berlusconi sia stato poi portato avanti, no? Perché c'è qualcuno che ha delle idee differenti, ripeto, noi veramente andiamo, se ci pensate, oltre. Quello che stiamo provando a fare non l'ha mai fatto nessuno, cioè nessuno è entrato in Parlamento senza dietro mafia, massoneria, gruppi di potere, nessuno parla della politica, ricordiamocelo sempre come è un contratto a progetto, cioè noi siamo prestati al Parlamento, io non me lo devo dimenticare perché ogni tanto no, pure sì, i follower della televisione, Bruno Vespa, tra l'altro sono andato a Bruno Vespa ed è vero che fa sempre così, mi avvicinavo e mi veniva da ridere perché lui ogni domanda faceva e ho avuto la sensazione che in realtà non volesse tirare fuori delle informazioni da noi, ma volesse soltanto metterci in difficoltà, per carità legittimo, per me tutti i giornalisti devono fare questa cosa, a patto che lo facciano con tutti, no? Che a me mi fai più domande che in 20 anni a Berlusconi, questa cosa. Però vabbè, questa era una parentesi, ci dobbiamo ricordare, no? Che siamo davvero prestati, che tanti di voi qui entreranno in Parlamento al posto nostro o nelle istituzioni, che Berti comunque entrerà, non so se vinceremo o non vinceremo, ma qualcuno di noi entrerà e inizierà a fare quel lavoro certosino di controllo che è sempre mancato. Però quello che stiamo facendo, se ci pensate, è lottare contro, prima Malli ha fatto un bel intervento, ha parlato anche di lobby internazionali, delle armi, cioè guardate che quando noi prendiamo una posizione contro la guerra in Libia così forte, tra l'altro qualche giorno dopo quella stessa posizione l'ha presa, grazie a Dio, anche l'ONU, nessuno ha scritto che il Movimento 5 Stelle aveva preso una posizione corretta, non l'ha detto nessuno. Ecco, quando prendiamo queste posizioni con forza in Parlamento, cioè noi veramente rompiamo le scatole degli interessi molto grandi, molto grandi, che poi gli attacchi li riceviamo in quel modo, perché questi grandi lobby magari degli armamenti finanziano molti giornali con le pubblicità e quindi i giornali, oggi l'unico obiettivo loro è screditarci, far pensare ai cittadini italiani che quella credibilità che abbiamo, chi più, chi meno, comunque faticosamente ci stiamo conquistando, studiando, facendo interventi in aula, anche stando attenti alle parole, migliorando sulla comunicazione, studiando anche il modo in cui quando andiamo in televisione si deve andare, perché veramente andare in TV è come un esame di laurea, cioè tu ti devi studiare, preparare su tutto, cioè perché questa la so, Vespa chiedimela questa la so, studiamo la signora, no, perché è così, cioè, perché la taverna la prima volta che andò gli dico dimmi l'articolo 21 della Costituzione, così tipo veramente come esame universitario, e quindi si è messa a studiare tutta la Costituzione, così chiedimelo, che lo so. Insomma, quello che stiamo facendo è un popolo informato, composto da cittadini sempre più informati, che si mette contro un sistema e pensa che prendendolo a capocciate, passatemi il termine, prima o poi crollerà. E pensa che invece fare come hanno fatto tutti, cioè entrare e scendere a patti, in qualche modo a compromessi, a mischiarsi, alla lunga non pagherà. Può pagare nel breve può pagare, cioè magari qualcuno di noi sarebbe diventato sottosegretario o viceministro, chissà, qualche ministro se avessimo fatto certi patti, però alla lunga invece pagherà una coerenza, un'intransigenza nei confronti poi del malaffare, perché non è che noi non dialoghiamo sulle cose importanti, cioè il compromesso è bello quando tu puoi andare, io un esempio che faccio sempre, uno vuole andare in pizzeria, l'altro in trattoria, si sceglie una trattoria che fa pure la pizza, è un bel compromesso. Però se scendere a compromessi significa fare dei patti con magari anche chi è coinvolto nell'omicidio di Falcone e Borsellino, francamente andate avanti voi, no? Però alla lunga
Io pensavo che il cambiamento sarebbe stato un po' più rapido, però ho capito che in Italia ci sono delle persone che ormai sanno che siamo una forza politica onesta, ma non perché siamo ontologicamente differenti dagli altri, no, per una serie di regole che permettono anche una pulizia. Noi, se c'è qualcuno in vena che ha fatto qualcosa, lo mandiamo via. L'esempio è, c'è Max Bogani in prima fila, ha fatto un grande lavoro in Emilia Romagna e evidentemente aveva ragione, cioè, avevamo ragione a mandare via delle persone che oggi magari candidate con il Movimento 5 Stelle sarebbero state rinviate a giudizio per peculato. È successo qualcosa e abbiamo pensato, se tu sei sotto indagine, via, perché non possiamo, come dire, macchiarci, cioè non avere questo argomento così forte che è l'onestà e la trasparenza. Pensate se uno di noi venisse rinviato a giudizio per corruzione, cioè saremmo finiti come Movimento 5 Stelle, perché veramente succede agli altri, è tutto normale. Come? Sì, esatto, però questo infatti è proprio l'atteggiamento corretto, però è molto lunga, ci sono, dicevo, delle persone in Italia che sanno che siamo onesti e quindi non ci votano per questo. È così, è così. Loro sono onesti, vogliono votare. A queste persone dobbiamo far capire che se un modus operandi c'è stato per qualcuno che purtroppo o ungeva da qualche parte non riusciva a lavorare, non può andare avanti, non possiamo continuare su questa strada, perché così abbiamo distrutto la Repubblica, ognuno a pensare al proprio interesse e tanti imprenditori onesti che magari si ammazzano, perché succede pure questo, no? Che c'è chi vuole continuare ad essere onesto. Insomma, io faccio sempre l'esempio di Borsellino, uno che sapeva di morire, non è che dobbiamo tutti fare i martiri, non tutti hanno le qualità di Borsellino, però pensare che se siamo assieme tutti quanti e ci mettiamo contro un sistema in questo modo, con questo atteggiamento intransigente alla fine pagherà. Cioè la coerenza in Italia ci mette più tempo, ma prima o poi pagherà. Io penso questo, e quindi è per il ragionamento che ho fatto qualche giorno fa di mattina, quando mi sono alzato e ho pensato che me lo fa fare, ho pensato che alla fine la coerenza pagherà. Però questo è veramente un progetto di passaggio di testimone. Io personalmente non voglio stare troppo tempo in quel palazzo, perché un palazzo, vi dicevo, che da un lato ti stacca dalla realtà, ma ti succhia un po' pure l'anima alle volte, perché appunto è un palazzo rischioso che va frequentato il meno possibile. Dico sempre che c'è un corridoio che si chiama il Transatlantico, lo chiamano, pensate, gli addetti ai lavori, il corridoio delle anime perdute. Si dice che chi cammina lì perda l'anima. Io ho notato che i politici arrivano parlando magari in campagna elettorale dei problemi dei cittadini e finiscono a parlare dei problemi loro. In questo transatlantico si formano dei capannelli di politici del PD, di Forza Italia. Io non li ho mai sentiti in vita mia parlare di un problema del cittadino, cioè due che discutono, dobbiamo abolire l'IRAP, no, ma prima reddito di cittadinanza, non andiamo in guerra in Africa, no, i discorsi sono sempre c'è da piazzare lui, quell'altro, quella corrente da supportare, cioè non è neanche colpa loro, veramente, cioè sono proprio staccati a tal punto dalla realtà, quasi una schizofrenia della politica, che è causata da quel concetto sbagliatissimo che la politica sia un mestiere che posso fare tutta la mia vita. Cioè, se andiamo a parlare oggi con Renzi, con Cupolo, con Civaldi, dall'altra parte con Salvini, non lo so, con Tosi, con Zaia o sì, ma gente sono ricoglioniti da una parte, ma se devono farsi le leggi a persona se le fanno, però. Certo, sì, però dicevo, se tu vai a parlare con queste persone e gli chiedi qual è il tuo sogno, qual è il loro sogno da grandi, chi ancora non è stato ministro fare il ministro, chi è stato ministro fare il presidente del consiglio, comunque restare in quel mondo per sempre, come appunto se quel mondo fosse un lavoro. Il gioco si rompe davvero, al di là dell'appartenenza politica di ognuno di noi, quando tu hai questa regola dei massimo due mandati e poi a caso. Cioè tu sai che devi passare quel testimone e sai che starai in quel posto, in quell'istituzione un tempo determinato della tua vita e rientrerai in quella società che diventerà il tuo stesso interesse migliorare, in quanto ne tornerai a far parte. Non so se mi spiego. Perché sarò sempre nel Parlamento, come Napolitano che è entrato, che Stalin era ancora vivo. Non è un 50, non dico la data, se no c'è fuori che non so quando è morto Stalin. Negli anni 50,
55. 58, sbagliato. Faccio sempre ogni tanto un errore così parlano un po' di noi sui giornali. L'altro giorno ho pensato di fare un tweet, ho scritto: se Galan si dimetterebbe saressimo un paese più piccolo. Veramente, ho pensato, così lo riprendono per forza, perché dicono Grillino sbaglia la consecutio tempo in maniera incredibile, fammi leggere, qualcuno magari scopre, perché tanti non lo sanno, che Galan è il presidente della Commissione Cultura attuale della Camera dei Deputati, è un galeotto, uno che sta in una villa dorata, propriamente dorata perché è pagata con i soldi nostri, e percepisce ancora 2 indennità, una da parlamentare della Repubblica, 14.000 euro al mese, vabbè, gli toglieranno la diaria perché, so se gli daranno pure la diaria per vivere dentro, e l'altra da presidente della commissione, perché io sono vicepresidente della commissione esteri, ho un'indennità ulteriore, sono circa 500 euro al mese, che abbiamo chiaramente anche questa totalmente rifiutato, mentre Galan la percepisce. Quindi forse se sbagli i congiuntivi riesce da presidente, sì. Se si dimetterebbe Galan, lo dico a tutti i giornalisti dell'ANSA, se si dimetterebbe Galan, noi faremo devo fare prima un video dicendo ora sbaglio il congiuntivo, se no la gente non ci crede. No, perché poi la battaglia è tanto legata all'informazione. Sono ottimi giornalisti in Italia, alcuni che rischiano la vita, no, veramente ci sono, però tanti un po' fanno parte appunto di questo sistema un po' malato, pure loro difendono alle volte come un poliziotto uno stipendio da 1.200 euro. Io penso pure questo, quindi dobbiamo un po' più di pietas alle volte. Io me la prendo con i grandi direttori, con il giornalista che prende 1.400 euro e spesso scrive il pezzo e non gli viene pubblicato perché la linea editoriale è un'altra. Dicevo, la strada è molto lunga, sono convinto che pagherà alla fine, e che, ripeto, qualcuno stasera qui al Teatro a Verona finirà in Parlamento, al Senato, no perché li nominati, alla Camera dei Deputati, sì, in Regione, succederà, non è uno scherzo, succederà, e guardate che sarà una cosa molto bella, perché al di là di tutto la politica, se ci pensiamo, è la più alta attività che un essere umano possa fare, significa metterci assieme e provare a risolvere un problema, 10 teste, un problema che riguarda tutta la collettività, 10, 30, 50, 600 parlamentari che fanno questo. Se ci pensate è un'attività bellissima, purtroppo è diventata invece un modo per fottere la collettività che magari è molto assente in determinati momenti. Io non sono complottista, però credo che alcune cose vengano fatte in maniera davvero scientifica, come esiste colui che studia la scienza di inserire certi prodotti all'interno degli scaffali in supermercato per indirizzare i nostri acquisti, perché esiste pure colui, il politico che studia la comunicazione e sa che quelle riforme costituzionali di notte è meglio farle durante la settimana di Sanremo, perché l'attenzione è molto più bassa. Infatti noi, pensate come ci proviamo un po' ad armare con le nostre battaglie. Noi, per far capire quel che stava succedendo in Parlamento, utilizzavamo su Twitter l'hashtag Sanremo 2015, veramente, Albano e Romina Power, Alfano e Rovina Power, e scrivevamo il tweet: stanno sventrando la Costituzione, non è mai successo che le opposizioni siano uscite tutte dall'aula, hashtag Sanremo 2015, chi segue Sanremo fammi vedere che succede, perché è un po' questo il meccanismo. È pur vero che certi risultati positivi ci sono, e concludo, oggi questo teatro è strapieno e non è stato mandato, mi è stato detto, neanche un comunicato stampa, cioè esclusivamente con la rete, a costo zero, con delle informazioni, e tutti noi ci siamo riuniti stasera, ci siamo informati, qualcuno di più, alcuni magari sono delusi da quel che abbiamo detto, però abbiamo fatto comunità, a costo zero. Cioè, sono dei segnali ottimi, ripeto, ci vorrà tanto tempo perché il percorso è molto molto lungo. Come? Sì, Enrica, sì, ci conosciamo ormai tutti, ormai poi sta sempre di qualcosa anche tu. Io vi ringrazio e vi dico di dare una mano a Jacopo, e soprattutto questa campagna elettorale secondo me si deve fare quando vi viene in mente un'idea e pensate tra di voi che non funziona, in realtà quell'idea funziona. Tutto quel che un partito politico non ha fatto e noi possiamo fare funziona.
quello che loro fanno non andiamo ad emulare loro, che sono più bravi in quello che fanno loro. Cioè banalmente riunirci insieme un giorno e pulire un parco qui a Verona e portare al sindaco le buste di plastica con la mondezza che abbiamo raccolto funziona. Facciamo capire che siamo dei cittadini che essenzialmente non è che vogliono chissà che, vogliamo una Verona, un Veneto più pulito sotto tutti i punti di vista, cioè alla fine vogliamo delle cose semplici. C'è il poeta preferito del Che si chiama José Martí, che è quello che scrisse Guantanamera, che prima di diventare una canzone era una poesia, che diceva che fare è il miglior modo di dire. Fare è il miglior modo di dire. Anche come gruppi di Movimento 5 Stelle, per aggregare nuove persone, più che stare troppo a discutere di cosa, lo sappiamo Renzi come lo sappiamo, cioè, pensiamo alle cose nostre, che possiamo fare, come possiamo pulire una spiaggia dalle siringhe, oppure sì, come fanno alcuni esempi dei cittadini che non sono del Movimento 5 Stelle, a Gioia del Colle, vicino a Bari, dove io stavo ieri sera, dove hanno arrestato il sindaco, ma anche a Carrara hanno occupato il comune fino a che il sindaco si deve dimettere Gioia del Colle, ma a Carrara per tutto il guaio legato al dissesto idrogeologico. Oggi non si parla di più, vi ricordate? 3 mesi fa se ne parlava tantissimo, se ne riparlerà appena ripioverà e ci riscalderà un altro molto. E nel frattempo le leggi utili per risolvere definitivamente il problema del dissesto idrogeologico sono bloccate. Per oggi la comunicazione, oggi sono solamente gli hooligans. Poi ho scritto oggi che forse ci sono degli hooligans più pericolosi che sono al governo. Esatto. Considero, suggerisco a tutti coloro che si indignano giustamente perché la barcaccia, la fontana del Bernini del 600 di Roma, nella mia città, è stata distrutta da dei vandali, che esistono anche dei vandali che non portano le sciarpette ma cravatte firmate, che ogni giorno permettono la distruzione di Pompei oppure di Venezia. Cioè, e la Costituzione. Se l'informazione parlasse allo stesso modo degli hooligans ubriachi e degli hooligans al governo che neanche bevono, che questa è una cosa incredibile, sono ubriachi e commettono danni irreparabili al nostro patrimonio. E distruggono la Costituzione. Sì, cioè esatto, cioè, distruzioni che passano in silenzio. Ha ragione Airola, bisogna spegnere la televisione perché è davvero un rincoglionimento collettivo, ha ragione. Noi continueremo ad andarci nel modo giusto. E accetto il consiglio, se magari dovessi riandare da Vespa dirò non accendete ancora non sto parlando, ancora no, e la finisco. Adesso, poi appena finisce la prima spegnete immediatamente. Mi devi ripetere in qualche modo. Se lui diventerebbe il governatore del Veneto, fossimo più felici tutti quanti fondamentalmente. Grazie a tutti. Chi ci ha messo la faccia, chi ci ha messo anche il tempo, Giuliano Quattrina prima di tutti, Massimo Rudi, Paolo Polinari, ha permesso questo. Grazie consigliere, saluto Max Cubani, un amico carissimo che era sul palco, che presentava lui all'Italia 5 Stelle. Un grossissimo saluto e un grossissimo in bocca al lupo ai candidati che sono qui con noi, in bocca al lupo a Jacopo. Raccogliamo dei fondi un po' per farci una mano per fare queste serate. E signori, come dire, grazie di essere qui, noi non molleremo mai, ma se non mollerete voi, noi siamo una squadra, abbiamo un'arma sola che abbiamo sempre finora dimostrato, la coerenza. Ciao a tutti. Tengo que fumar en la casa.